rubiamo qualche minuto subito ad Alessandro Franceschini, vicepresidente di Altromercato e uno dei fondatori della Fiera Quattro Passi, che è in fase di inaugurazione proprio in questi minuti con le autorità, e quindi poi ti lasciamo scappare. Alessandro, 12ª edizione, futuro al lavoro, molte novità, ma soprattutto una ricca fiera anche quest'anno. Sì, quest'anno veramente, tra l'altro, complice un bellissimo tempo, dopo qualche giorno in cui abbiamo temuto, e la fiera appunto sta partendo, è già piena di gente anche se deve ancora aprire ufficialmente, stiamo aprendo in questi minuti, e tante novità perché quest'anno a partire dalla fiera, dalla Radio Quattro Passi, che vedete insomma già operativa, ma anche tante novità rispetto al tema. Il tema futuro al lavoro l'abbiamo voluto declinare in due chiavi di lettura. La prima, in fiera vedrete già il lavoro nel futuro all'opera, cioè nel senso vedete già il futuro come sta lavorando, come tramite proposte di economia solidale e sostenibile è già operativo, okay? Ma anche vogliamo dare un futuro al lavoro. Abbiamo inglobato il 1° maggio tra le date, spostando un po' la fiera rispetto alle precedenti edizioni, proprio perché vogliamo sottolineare questo aspetto di quanto l'economia solidale, quindi l'economia legata alla sostenibilità sociale ed economica, sia capace di creare lavoro. E noi vedremo tante iniziative in fiera, ci sono oltre 150 espositori, c'è un calendario di oltre 100 eventi tra laboratori, conferenze, spettacoli. Ci sarà il 1° maggio pomeriggio il concerto qui ospitato in fiera provinciale, organizzato da appunto CGIL e Cisle Will, quindi il programma è veramente ricco. Abbiamo anche degli espositori particolari, ma ne parleremo durante Radio Quattro Passi nei prossimi giorni, perché abbiamo degli espositori che abbiamo fatto venire in fiera grazie a un'iniziativa di raccolta di crowdfunding, quindi di raccolta fondi dal basso, che sta dando grandi risultati. Che però insomma invitiamo ad andare a vedere la piattaforma, si trova tutto sul sito quatropassi.org, dal quale state seguendo anche questa diretta streaming, quindi si può trovare tutto. Bene, ti lasciamo andare all'inaugurazione. Un'ultima cosa, mi raccomando, se volete venire in fiera nei prossimi giorni, cercate di lasciare a casa la macchina o comunque di lasciarla lontana, perché temiamo appunto, come è successo in altre edizioni, dei problemi appunto legati al traffico, e poi questa è una fiera della sostenibilità ambientale, per cui con queste giornate è molto meglio venire a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici. Grazie. Appunto fate 4 passi, e quindi mezzi pubblici, biciclette, bus navetta, trovate tutte le indicazioni anche in questo caso su quatropassi.org.